Questo nuovo progetto è un progetto che abbiamo sposato immediatamente perché Alto Trevigiano Servizi, che è una società partecipata di 52 comuni, è sempre stata molto sensibile ai temi della disabilità. Il fatto che alcune persone, queste 8 persone, riescano, diciamo così, a inserirsi nel mondo del lavoro è un'opportunità non solo per loro ma anche per l'azienda, è un'opportunità reciproca, anche perché molto spesso il mondo del lavoro è anche abbastanza spietato e quindi noi come istituzione abbiamo l'obbligo di venire incontro a queste disabilità che sono state chiamate sostanzialmente invisibili e quindi noi dobbiamo inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro perché è un loro diritto e noi dobbiamo valorizzare assolutamente le loro potenzialità. Noi siamo davvero onorati di ospitare questo percorso virtuoso che punta ad esaltare quelli che sono i talenti ed abbattere quelle che sono invece le differenze e le difficoltà delle persone. Quindi oggi di fatto andiamo ad abbattere forse la barriera architettonica più grande quando si parla di disabilità, che è una barriera culturale. Qui grazie a Alto Trevigiano Servizi e a Ollos si formano questi ragazzi esaltando quelle che sono le loro capacità e preparandoli ad affrontare l'esperienza del mondo del lavoro, che significa indipendenza, che significa dignità, che significa giocare a carte scoperte e ad armi pari la partita della vita. E quindi io davvero sono orgoglioso. ATS ha cominciato questo progetto a livello nazionale, ma il Comune di Treviso sarà il secondo ente ad aderire a questo tipo di formazione che vuole davvero dare una vera opportunità a questi ragazzi, dimenticandoci delle difficoltà ed esaltando quelle che sono invece le loro capacità. Il progetto nasce dall'incontro di due realtà, quella di un'impresa sociale, Ollos, nella quale io svolgo attività di volontario, e un'azienda come Alto Trevigiano Servizi. Ho incontrato l'HR che aveva piacere di avviare un percorso di sensibilizzazione, di formazione dei suoi manager nell'ambito proprio della diversità. E quando abbiamo parlato di diversità abbiamo parlato appunto delle diverse umanità che possono aver bisogno, diversi bisogni di supporto. Ci piace ragionare che non esistono persone disabili, ma esistono diverse persone con potenzialità uniche e utili per questa società, quindi sia per l'ambito lavorativo che appunto sociale. E questo progetto quindi esce da un percorso di sensibilizzazione dei manager di Alto Trevigiano Servizi e sfocia in un percorso concreto di cambiamento culturale all'interno dell'azienda. Quindi attraverso questa formazione e sensibilizzazione, capendo che non dobbiamo parlare di deficit o di qualcosa che manca, perché non è così. Dobbiamo parlare di quello che c'è, dei valori che ci sono, delle capacità e delle potenzialità delle persone. E in quest'ambito appunto ne è uscito un lavoro bottom up, quindi partendo proprio dalle necessità e dalle esigenze esplicitate dai manager, che abbiamo individuato delle mansioni e quindi dei ruoli all'interno dell'azienda, ruoli per figure junior, quindi per giovani che possono avvicinarsi al mondo del lavoro e fare un'esperienza di tirocinio. Oltre a questo era bello poter pensare che non davamo delle competenze random, ma andavamo a mirare anche sulle esigenze dell'azienda, quindi dopo una prima parte di percorso che va ad approfondire e migliorare le competenze trasversali, quindi anche di intelligenza emotiva dei ragazzi piuttosto che informatiche, arriveremo a dare appunto delle competenze specifiche mirate per quel tipo di lavoro. La formazione la facciamo al di fuori del percorso di tirocinio, quindi anticipiamo la formazione per poter anche osservare i ragazzi e capire se a loro piace quel percorso, quindi lasciare spazio anche all'autorappresentazione, quindi non decidere noi per loro qual è il percorso migliore e quindi anche avere un tempo corretto dedicato all'apprendimento, perché spesso magari vengono affiancati i giovani nel mondo del lavoro e magari hanno anche delle fragilità e non c'è la giusta pazienza perché il lavoro ci porta un po' a correre e quindi farlo in un ambiente protetto anzitempo forse è la chiave vincente.
e poi farlo anche attraverso una formazione di volontari è importante, quindi attivare questo percorso di volontariato d'impresa fa sì che ci sia la spontaneità, la generosità individuale che porta dei manager, degli ingegneri piuttosto che comunque dei professionisti a mettersi in gioco come formatori. E li abbiamo preparati, quindi ecco, un'altra cosa importante da dire è che loro stessi volevano essere tranquilli sull'affrontare l'aula e di conseguenza sono stati formati da una psicologa su come va gestita l'aula con tutte le varie situazioni che si possono creare. Il progetto nasce innanzitutto dalla rete. Ecco, quello che più mi entusiasma è che rappresenta concretamente la potenza della rete che si è creata e nessuno escluso. Quindi abbiamo iniziato il percorso colloquiando col mondo della scuola, quindi con il CTS del MIUR di Treviso, continuiamo a colloquiare costantemente col collocamento mirato del Centro per l'Impiego e con il SIL, il Servizio Inserimento Lavorativo dell'ASL di Treviso. Quindi tutti questi assieme a enti del terzo settore e aziende possono fare davvero la differenza.